è una cosa incredibile. Una roba che è impossibile immaginarla o pensarla. È il commento dopo lo spettacolo di ieri sera a Pointiga, uno dei comuni di Rio Grande do Sul, in Brasile, di Maurizio Meneguz, uno dei volti del gruppo folcloristico trevigiano e del processo di Ponte Dante, in missione, se così si può dire, tra i trevigiani d'oltreoceano. 2 settimane di incontri, scambi, ma soprattutto di trevigianità, rimasta sostanzialmente immutata da più di un secolo, tramandata soprattutto a voce dai padri ai figli e ai nipoti, con il dialetto in casa, ma anche con i canti e i balli della cultura rurale, arrivata qui assieme alla valigia di cartone. Asenai tra Italia, ma una Italia tanto più bella. I ha un cuore, i te salta addosso tutti, che basta che te passi per strada, basta che senta un accenno, e te ferma e te dice viento d'Italia, e te ciapa braccio coio, e te struca, i ha un cuore che è più grande di ori. Qui nel tempo i Pozzobon sono diventati Possebon e il loro dialetto è quello del sindaco Valdiro. Perché nati siamo discendenti italiani, siamo immigranti dall'Italia che viene dal Brasile e la nostra regione qua è abbastanza parecida con l'Italia. Qui io so poco l'Italia, sono andato una volta solo. Una storia parallela a questa dell'emigrazione in America Latina, dove a volte basta veramente poco, anche solo un canto fatto però tutti insieme per sentirsi tutti della stessa terra trevigiana.